Benvenuti a Sicilia 24 Focus. Abbiamo annunciato ampiamente, oggi ci occuperemo diciamo, della questione sicurezza, questione controllo del territorio con gli occhi della Polizia Municipale di Catania, la Polizia Locale si chiama così tecnicamente, la Polizia Locale di Catania che insomma, si adopera su diversi fronti, ne parleremo oggi con il comandante della Polizia Locale di Catania, Stefano Sorbino, che è qui con noi già in studio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio comandante, bentornato. È sempre un piacere poi guardare con gli occhi del più alto dirigente in grado quello che è la complessità di un corpo di pubblica sicurezza che insomma, sta a stretto contatto con i cittadini e quindi conosce bene le necessità, in questo caso di Catania. Poi insomma gli occhi della polizia locale, i vigili urbani come li chiamano più comunemente i cittadini, sono diciamo, il primo diciamo, contatto del cittadino con la sicurezza sul territorio. Lo anticipo, vedremo anche delle immagini, siamo stati in giro con una pattuglia della Polizia Locale di Catania per capire, per vedere qual è la loro, diciamo, quali sono le loro attività di routine, quelli che sono i controlli, insomma, dove si opera, quali sono le infrazioni anche più commesse dai cittadini, le vedremo appunto nel corso di questo focus di oggi. Intanto comandante, abbiamo aperto il nostro telegiornale, insomma abbiamo parlato nel nostro telegiornale di quello che è poi diventato un problema, lo è sempre, diciamo di anno in anno, il problema della carenza di organico di questa polizia locale. Siete sempre meno, dovreste essere in pianta organica 975 se non ricordo male, insomma questo è il numero diciamo da protocollo, poi insomma diventate sempre meno, oggi siete circa 250 ai quali vanno aggiunti questi famosi 46 vigili in scadenza di contratto, questi che abbiamo conosciuto appunto perché abbiamo seguito le fasi di questo concorso, sono durati in carica 2 anni. Adesso vedremo che succederanno, scadranno il 31 di agosto. Comandante. Sì, effettivamente i numeri con tante cifre vengono fuori perché negli anni 90 abbiamo anche raggiunto le 1000 unità ed erano tempi dove la sollecitazione della città era sicuramente inferiore ad oggi, ma erano anche tempi dove si poteva fare un controllo del territorio capillare, capisce bene, con 1000 unità, insomma serviva veramente fantasia per poterle impiegare tutte quante, invece oggi abbiamo il problema opposto, cioè di doverci noi concentrare a seguire i problemi, a inseguire i problemi man mano che si creano per l'impossibilità di fare un controllo capillare di tutto il territorio contemporaneamente e quindi dobbiamo anche fare delle scelte quotidiane su dove operare in base alle sollecitazioni della città. Devo dire che l'amministrazione comunale, in testa il sindaco Enrico Trantino e l'assessore Alessandro Porto, fin dal primo giorno hanno guardato con molta attenzione il dossier della carenza di organico della Polizia Municipale e si stanno adoperando veramente in maniera efficace per poter cercare di trovare delle soluzioni a questo problema, chiedendo anche dei finanziamenti nazionali per poter cercare di lenire il problema della carenza di organico, che ovviamente potrà essere risolta quando si riaprirà la stagione delle assunzioni che ricordo in maniera massiccia non vengono fatte dal 1990, per cui sono passati 33 anni e quindi abbiamo 240 effettivi, ormai siamo rimasti, compreso il sottoscritto, con un'età media di 62 anni e mezzo e 46 agenti a tempo determinato che sono sì molto più giovani ma hanno una scadenza contrattuale ad oggi ancora al 31 di agosto e quindi, come diceva giustamente il servizio del telegiornale, sono stati quasi tutti posti in ferie per poter consumare le ferie che hanno maturato e ancora non hanno goduto. E certo è che qualunque novità anche piccola rispetto alla situazione attuale potrà essere d'aiuto per poter governare il territorio anche in vista dei prossimi appuntamenti di Sant'Agata estiva e anche a settembre della riapertura delle scuole, per cui ci auguriamo che nei prossimi giorni, e so che l'amministrazione sta facendo tutti gli sforzi necessari per poter arrivare a un risultato positivo, si possa avere qualche notizia incoraggiante sulla possibilità perché di ci potrebbe essere trattenere. una proroga, no? Ci potrebbe essere una proroga che gli
uffici comunali stanno valutando concretamente, almeno per un altro mese, che potrebbe dare la possibilità di coprire, ecco, queste esigenze anche di settembre, e poter avere più tempo per trovare soluzioni alternative e finanziamenti statali. Me lo auguro. Lo dico ai nostri telespettatori, quando fu bandito questo concorso, perché si trattò proprio di un concorso pubblico per titoli, le richieste per questi 46 agenti di polizia municipale furono veramente, superarono il migliaio di richieste, proprio perché insomma anche qui si vede la carenza ovviamente di offerta, di occupazione nella città, ma comunque ancora oggi il vigile urbano è visto come dire, una divisa in qualche modo di prestigio, perché rassicura, e qui entriamo nel campo della sicurezza, comandante, rassicura il cittadino, cioè rispetto al poliziotto, rispetto al carabiniere, come dire, il vigile urbano è più avvicinabile, no? In qualche modo, nel senso buono, nel senso ovviamente in accezione positiva, cioè ci si può parlare in qualche modo, è colui che ancora spiega cosa si può fare, cosa non si può fare, non è quello che mette la paletta e ci tieni la multa e vai a casa, insomma, no? E questo insomma è il vostro approccio, anche per, abbiamo detto, per necessità, siete pochi, insomma dovete fare di necessità virtù. Certo, questo è proprio il senso del termine prossimità che ha la polizia locale nell'approccio con il cittadino. Il cittadino sente noi come il primo baluardo della pubblica amministrazione, che è l'ente locale che deve fornire, l'amministrazione comunale deve fornire servizi al cittadino, e quindi questa nostra prossimità, cioè questa nostra facilità di essere avvicinati e poter fungere non solo da autorità repressiva, ma anche da autorità di consiglio, di indirizzo verso i comportamenti che possono essere giusti, ecco, questo il cittadino lo percepisce in maniera importante. Certo è che una città come Catania ci impone anche di dover utilizzare le nostre funzioni repressive, perché effettivamente molte zone della città, quando noi arriviamo in loco, sono veramente in condizioni di disagio per la circolazione, perché una delle infrazioni più frequenti è quella del divieto di sosta, che al cittadino catanese sembra un'infrazione minore, ma invece va a limitare tantissimo il diritto degli altri, e quindi il nostro dovere è quello di intervenire. Le risorse disponibili consentono soltanto di andare laddove ci sono le situazioni più gravi, mentre ci rendiamo conto che ci sono anche altre zone della città che necessitano di controlli, e quindi stiamo cercando anche grazie agli indirizzi impartiti dal sindaco e dall'assessore, che veramente sento veramente molto vicini, perché ho interlocuzioni quotidiane e veramente mi fanno sentire la vicinanza dell'amministrazione anche nel problema non solo del corpo, sulla carenza d'organico, ma anche sull'attività di servizio, quindi gli indirizzi sono quotidiani, c'è un confronto, gli input, c'è un confronto, e si cerca di utilizzare al meglio le risorse disponibili. Comandante, mi permette di fare il malizioso, vuol dire che prima, diciamo in precedenza, in questi anni, lei comandante da tanti anni, ha visto quanti sindaci? 3, 4, quanti ha visti già? Sì, no, il raffronto può essere fatto più che altro con le amministrazioni commissariali, per cui veniamo da 2 commissari straordinari che, per quanto diciamo abbiano potuto lavorare al meglio, mancavano gli assessori, e quindi un commissario da solo non può seguire tutti i problemi in maniera efficace. È uno dei problemi del commissariamento di una città grande, una città metropolitana come Catania. Abbiamo visto scorrere delle immagini, intanto io ricordo ai nostri telespettatori che, se vogliono, possono scriverci per insomma, fare qualche domanda al comandante, per intervenire sui temi della nostra trasmissione. 342 745 5005, scriveteci, mi raccomando, solo messaggi WhatsApp, non mandateci video, non mandateci audio, perché in diretta non abbiamo il tempo, la possibilità di leggerli e di visionarli, mentre i messaggi possiamo tranquillamente leggerli. Allora, eccolo qua, ci arriva subito un messaggio: organico della polizia locale a Catania, in carenza di personale è molto importante, ma tutto il personale del comune di Catania è in carenza per le unità che vanno in pensione, cioè diventano tutti molto più grandi e vanno in pensione. C'è un altro che ci scrive subito, dice: l'età media, ha detto il comandante, di 63 anni,
anni. Inoltre il corpo di polizia locale è l'unico che non va in pensione a 60 anni perché non gli viene riconosciuto inverosimilmente lo status di lavoro usurante, cioè insomma, tra voi e la polizia, diciamo, si usurano di più i poliziotti, i carabinieri, una battuta, dico, ovviamente siamo vicini a tutti, però insomma questo è, diciamo, il tema della domanda, dell'obiezione, della considerazione sollevata dal nostro telespettatore. Eh sì, questo è un dato molto importante. La nostra categoria da tanti anni sta cercando di far valere a livello nazionale, perché è qui il legislatore nazionale che ha la competenza esclusiva, è una questione di status, perché effettivamente noi non rientriamo nella legge sulle forze di polizia, quindi tecnicamente la polizia locale non è una forza di polizia. Però ultimamente, in questi ultimi anni, si sta affermando come forza di polizia locale perché le normative sulla sicurezza urbana stanno dando sempre più ruolo ai sindaci e alle polizie locali. Purtroppo di converso non c'è un riconoscimento degli stessi diritti, ecco perché il carabiniere, il poliziotto, il finanziere, un ispettore di queste tre forze di polizia va in pensione a 60 anni e io ho degli ispettori che a 66 anni sono ancora per la strada col fischietto e con la paletta, e alcuni sono anche sulla moto perché hanno sì la passione di essere motociclisti, ma capisce bene che a 66 anni guidare una moto in mezzo al traffico non può diciamo essere un'attività normale. E quindi io ringrazio gli uomini e le donne della polizia locale per lo sforzo che stanno mettendo in questi ultimi anni, nonostante un'età avanzata, per poter compiere ogni giorno la propria attività di servizio, e ringrazio anche i 46 agenti a tempo determinato che hanno dato veramente anima e corpo per cercare di fare al meglio le loro attività, imparando prestissimo un lavoro che dico molto difficile e veramente dando una mano che io oggi direi quasi insostituibile al nostro corpo, e quindi mi auguro veramente che si possa trovare un modo per farli rimanere. Allora ci fermiamo, comandante, per una piccolissima pausa pubblicitaria, dopodiché ritorniamo, parliamo un po' delle infrazioni, quelle più comuni, no? Diciamo dei vizi dei catanesi che poi siete costretti, come dire, a multare, a redarguire nel migliore dei casi. Dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta, nel nostro focus di oggi ci occupiamo di polizia locale, Catania con lo sguardo della polizia locale. In studio con noi c'è il comandante della polizia locale di Catania, Stefano Sorbino, il comandante col quale abbiamo parlato nella prima parte di questa trasmissione delle carenze di organico ovviamente e delle difficoltà a operare con un organico così ridotto, 4 volte di meno rispetto a al numero organico definito appunto nella pianta del comune di Catania. Adesso però cerchiamo di dare un po' di risposte, comandante, ai cittadini che ci scrivono, ovviamente numerosissimi, quando c'è il comandante qui insomma si scatenano. Allora, abbiamo fatto ieri un giro, ci hanno mandato delle foto, ci dicono abusivismo commerciale, quello che si chiama tecnicamente abusivismo commerciale. Ci hanno mandato foto delle ape famose con la frutta, camioncini, insomma, che vendono di tutto a bordo delle strade. Voi su questo operate, lo abbiamo visto, abbiamo girato ieri, lo faremo vedere anche nel reportage che manderemo in onda nei prossimi giorni, però insomma anche qui bisogna fare un distinguo. Non tutti, diciamo ai nostri telespettatori, quelli che stanno a bordo della strada a vendere qualcosa sono illegali. Certamente, perché è un luogo comune che va sfatato, direi definitivamente, perché chi sta a bordo strada a vendere la propria merce, di solito ortofrutta, molto spesso è dotato di una licenza itinerante che impone che non stiano tutto il giorno fissi da una parte, ma si spostino dopo un'ora, e soprattutto quando non hanno clienti, di 500 metri, possano andare da un'altra parte a svolgere questa attività. E questo è il motivo per il quale, una volta che noi interveniamo, soprattutto perché queste persone non avranno mai la possibilità di avere la licenza per il suolo pubblico, e quindi noi interveniamo quando mettono le cose a terra, oltre che per il fatto che stanno per più tempo rispetto a quanto è previsto dalla legge nello stesso posto. Noi non possiamo andare là, sequestrare tutta l'attività e fare in modo che non ripeta l'infrazione, perché non è previsto dalla normativa, per cui ci sono due tipi di interventi che facciamo nei confronti dell'ambulantato. L'ambulantato assolutamente abusivo, e allora là
sono verbali che superano le 3.000 euro di importo totale, con il sequestro di tutta la merce e, quando ci sono problemi sul mezzo, anche il sequestro del mezzo. E poi c'è la maggioranza che hanno comunque una licenza itinerante e che avranno il verbale solo se occuperanno il suolo pubblico o se noi abbiamo attestato che è stato in sosta per più di un'ora senza comunque dovrebbero stare un'ora, chiudiamo un occhio, mezz'ora in più gliela regaliamo, però insomma non fate i furbetti, ecco, questo diciamo a chi ci ascolta, perché sennò poi insomma si è costretti a intervenire. Poi purtroppo dovete dosare sempre il buonsenso e la legge, o meglio la legge e l'applicazione col buonsenso. Certo, per dare un numero, negli ultimi 2 giorni, perché ho preparato un comunicato stampa proprio qualche minuto fa, negli ultimi 2 giorni abbiamo fatto almeno una quindicina di interventi sull'ambulantato con sequestri, e quindi in base alle forze disponibili sono numeri importanti che dimostrano che la Polizia Municipale diciamo, sta lavorando al massimo delle proprie possibilità. Allora, qui insomma c'è qualcuno che è un po' più insomma, entra nel dibattito, no? Dice, preso atto di quello che dice il comandante, preso atto della carenza di personale, dice, non capisco perché in tutta Catania conosce i luoghi dove si crea congestione, soprattutto la sera, vedi via Vittorio Emanuele, dove parcheggiare nella corsia di marcia è usuale per chi frequenta i locali limitrofi, senza che nemmeno una pattuglia composta da 2 persone, da 2 agenti, si veda nel raggio di 10 km. Quindi dice qua, dice, voi lo sapete. Allora faccio io una premessa, insomma, anche per limitare, perché abbiamo un sacco di domande. Ieri siamo stati ad Ognina, no? A Piazza Mancini Battaglia, che è notoriamente, come dire, il centro di numerose diciamo, infrazioni da parte degli automobilisti. C'è chi taglia tutta la piazza oltrepassando la doppia striscia continua, chi parcheggia in seconda, terza fila, chi mette cartelli davanti e tavolini anche nelle zone dove non si potrebbero mettere, insomma tutto questo purpurì, insomma, ieri sono intervenuti, c'eravamo noi, insomma sono intervenute le pattuglie. È chiaro che bisognerebbe stare lì ogni giorno, no, comandante, per come dire, spiegare anche laddove multare chi fa le infrazioni, solo così si potrebbero risolvere certi casi, no? Sì, sì, ma dice bene ogni giorno, ma io dico di più, bisognerebbe stare ogni giorno per tutto il giorno, perché noi che passiamo 6 ore di tempo a fare quel tipo di servizio che con questo caldo diventa veramente proibitivo, e siamo ben consci del fatto che poi dopo queste 6 ore ce ne andiamo via e nel giro di 10 minuti la situazione ritorna come prima del nostro intervento, per cui con macchine che arrivano, visto che è un posto di transito, un crocevia di transito, Piazza Mancini Battaglia, le nuove macchine che arriveranno e che non avranno ancora preso il verbale si rimetteranno là. Ieri l'abbiamo visto noi, lo dico ai nostri telespettatori, facevano spostare gli agenti, facevano spostare le macchine, si spostava una macchina, entrava subito un'altra e poi, come classico modo dei catanesi, si fermavano col comandante davanti, gli agenti della polizia davanti, dice, ma io devo stare 1 minuto, cioè questo 1 minuto è diventato, no, il classico sistema che diciamo in qualche modo giustifica l'infrazione. In realtà dovremmo essere tutti un po' più disciplinati. Allora c'è uno che dice, senta, abito in una via dove l'autonoleggio si prende tutta la strada per parcheggiare le macchine che poi autonoleggia, togliendo i parcheggi, cosa si può fare? Si può fare che quando noi veniamo a conoscenza di queste situazioni, e di solito lo facciamo, veniamo a conoscenza tramite esposti che pervengono via mail o anche tramite chiamata alla centrale, noi organizziamo il servizio in modo tale che, se non possa essere fatto nello stesso giorno, sicuramente verrà fatto un servizio particolare nei prossimi giorni, anche perché là non si tratta di un semplice servizio di viabilità, l'autonoleggio è un'attività commerciale e come tale si deve occupare, per cui le macchine che sta mettendo sul suolo pubblico non stanno facendo un'infrazione di divieto di sosta, ma di occupazione di suolo pubblico, che è l'articolo 20 del codice della strada, che è molto più grave del divieto di sosta e che viene trattato in maniera diversa, anche perché è previsto un ordine di ripristino immediato dello stato dei luoghi, e quindi quelle attività devono essere trattate come attività commerciali che stanno violando le regole delle imposte alle attività commerciali. Per un autonoleggio sono quelle di non mettere con le proprie auto messe a disposizione, parcheggiarle sul suolo pubblico, ma devono avere un locale privato dove ricoverare le proprie auto in attesa che vengano noleggiate
privilegiate. Sicuramente diciamo, a seguito di un esposto ci sarà sempre diciamo, un nostro intervento per poter verificare la situazione. Magari non è possibile farlo nella stessa giornata o nei giorni successivi perché ci sono programmate altre attività relative anche ad altri esposti pervenuti precedentemente, ma sicuramente il controllo verrà fatto. Disabili, ecco qui, contrassegno dei disabili, molti ci dicono insomma è veramente fastidioso dover trovare sempre gli stadi dei disabili occupati, intervenga la polizia municipale, ci intervenga anche in qualche modo sui furbetti che si fabbricano dei contrassegni diciamo fasulli, ecco come si può fare a ovviare questo trucchetto diciamo Questi servizi illegale? vengono fatti quotidianamente mentre facciamo i nostri controlli, perché spesso fermiamo delle persone che espongono un cartellino disabile e noi andiamo con molta diciamo, delicatezza a controllare questo cartellino che per uno che è regolare e quindi diciamo, spieghiamo che è semplicemente un controllo di routine, magari ne troviamo un altro che o è utilizzato da una persona diversa dal titolare oppure addirittura risulta una fotocopia a colori e quindi o prestato o addirittura che in una famiglia ci sono due macchine con due permessi invalidi, un originale e una fotocopia perché viene più comodo. Insomma, sono tutte illusioni della normativa, perché è bene ricordare ai cittadini che il pass disabile non è legato a un'autovettura, il pass disabile è legato a una persona disabile. Il pass deve essere portato dietro dalla persona disabile che lo esibirà, lo esporrà sulla mia macchina quando mi chiederà la cortesia di accompagnarlo, o la esporrà sulla macchina di chiunque altro che lo stia accompagnando, ma il pass disabile non è legato a quella macchina, perché molte volte dice vabbè questa è la macchina di mia mamma che è disabile, qua c'è il permesso, ora la sto guidando io, ma dov'è sua madre? E poi scopriamo che la madre è a casa e quindi usa la macchina per poi trovare il parcheggio sotto casa, insomma comportamenti frequenti e quando noi ce ne accorgiamo ovviamente scattano i verbali del caso. E qua ci segnalano poi ovviamente tanti venditori ambulanti, altro che sono stanziali, proprio. C'hanno l'esempio di uno a Piazza Abramo Lincoln, dice quello è là presente da giorni, è sempre lo stesso punto. Guardate, mi piace questo accenno perché a Piazza Abramo Lincoln stiamo facendo un'attività importante e solo in questi primi 7 mesi dell'anno è stato verbalizzato 14 volte. Questo stesso commerciante? Questo stesso commerciante. Però. Purtroppo ritiene che il concetto di itinerante sia un concetto diverso da quello che prevede la legge, per cui siamo costretti a ripeterci nei nostri interventi e quindi devo dire che l'amministrazione comunale, quindi non solo la polizia municipale ma anche la direzione attività produttive, sta ragionando sull'adozione di ulteriori provvedimenti per poter fare in modo che la polizia municipale si dedichi ad altri casi e non soltanto o meglio, non continui a mettere energie lavorative sulla stessa infrazione, per cui troveremo presto una soluzione e come l'ambulante di Piazza Lincoln ce ne sono anche altri che meritano diciamo, una spiegazione un po' più chiara di quella che hanno capito loro della legge vigente. Allora, monopattini, comandante, qui insomma sembriamo nella giungla, sia perché li possono prendere tutti, sia perché insomma poi li lasciano e li buttano ovunque. Come si fa a gestire questa cosa? No, le aziende che hanno diciamo, la concessione per fare questo servizio diciamo, impiegano del loro personale a fine giornata per cercare di sistemare i monopattini che purtroppo maleducatamente gli utilizzatori lasciano in maniera diciamo irregolare. Devo dire che ogni volta che vengono contattate le ditte prontamente intervengono di solito senza neanche il nostro intervento, soprattutto per diciamo, quando il veicolo, il monopattino viene lasciato sui marciapiedi e non è questa la collocazione giusta dei monopattini, ma in tema di monopattini altre città importanti d'Italia stanno vivendo
creando dei disagi enormi e il legislatore sta già intervenendo per porre ulteriori limiti all'utilizzo del monopattino, come quello di prevedere il casco obbligatorio, una targa, un'assicurazione, perché effettivamente il monopattino ormai è stato utilizzato come uno strumento, tra virgolette, libero per poter fare un pochettino quello che si vuole. Il ricordo... Nei quartieri si sono organizzati con le bici elettriche, no? Sì, per non farsi inseguire. Intanto ricordo che sui monopattini non si può in nessun caso andare in due. Ecco, questa per cui cosa, insomma, la gente lo sappia, ma soprattutto anche con in accordo con il sindaco, che è molto sensibile a questa materia, ci stiamo organizzando per smascherare le bici elettriche che bici non sono, e quindi verranno posti in essere dei controlli mirati per verificare che la velocità e la potenza dei motori di queste cosiddette bici elettriche non siano superiori a quello che prevede la normativa. Allora, siccome stanno arrivando 1 milione di messaggi, io chiedo alla regia 5 minuti in più rispetto all'orario di chiusura, insomma, così diamo risposte ai nostri telespettatori. Non sforeremo oltre, lo dico anche ai nostri tecnici. Allora, ci chiede una telespettatrice, poi siete 300, ci avete detto che siete 300, diciamo, in questo momento in attività. Quanti sono quelli che stanno in ufficio? Cioè, quanti realmente vanno a svolgere servizi? In percentuale, secondo me? Allora, il corpo di polizia municipale deve essere visto come un transatlantico. Il transatlantico, per navigare e consentire la sicurezza della navigazione, ha una serie di postazioni all'interno del transatlantico e ognuno ha il suo compito. La polizia municipale avrebbe bisogno di almeno 100 persone all'interno per poter governare tutti i procedimenti che nascono quando la gente opera all'esterno. Questo cosa significa? Che se io avessi 1000 persone che lavorano all'esterno, dovrei averne almeno un terzo che lavora all'interno, perché tutti i verbali prodotti da queste persone sono soltanto un avvio di procedimento. Ogni singolo verbale deve essere lavorato all'interno. Noi ci siamo accorti di questa problematica in maniera veramente allarmante quando abbiamo iniziato a utilizzare le telecamere per le ZTL nella zona di via Etnea, le aree pedonali, eccetera. Noi in 6 mesi abbiamo elevato 230.000 verbali in più di quelli che elevavamo di solito, e questi 230.000 verbali devono essere lavorati negli uffici. E quindi con l'organizzazione fino allora messa in campo ci siamo trovati in difficoltà, quindi ho dovuto aumentare le persone che lavorassero su quei procedimenti per evitare che andassero in prescrizione questi verbali. Ricordo che ci sono 90 giorni di tempo per poter notificare il verbale del codice della strada al cittadino, e quindi sono procedimenti che devono essere anche condotti in tempi molto rapidi. Ecco perché il problema di dire svuotiamo gli uffici e mettiamoli su strada e poi insomma, i procedimenti che derivano da quell'attività su strada, perché, guardi, comandante, così abbiamo risposto anche a tanti che ci dicono: io telefono, non mi rispondono, segnalo questa cosa, questo disservizio, ma nessuno ci va. Insomma, qualcun altro dice: io segnalo qualcosa, quando mi rispondono mi dicono non è di mia competenza. Anche qui, insomma, dice: perché non prendono nota e poi lo segnalano a chi di dovere? Ecco, avete sentito la spiegazione. Insomma, in realtà quando si dice poco personale non è una scusa. Parcheggiatori abusivi, ce lo dicono in tanti, si sono impadroniti della città. Ma io devo dire, rispetto alla situazione... E anche i lavavetri ai semafori. Rispetto alla situazione che ho trovato quasi 10 anni fa, quando sono arrivato a Catania, devo dire che proprio sui parcheggiatori e sui lavavetri ho notato dei miglioramenti. Noto dei miglioramenti nella zona di Giuffrida Sanzio, dove prima erano 7-8 i lavavetri che andavano subito a cercare di operare, ma ora quasi non se ne vedono più. E la stessa cosa dei parcheggiatori, il fenomeno è un po' diminuito nel momento in cui al secondo, con una riforma legislativa, al secondo verbale del parcheggiatore abusivo si tramuta in reato penale, e quindi noi stiamo diciamo, notando un'inflessione del fenomeno, ma dire che il fenomeno è sparito sarebbe veramente utopistico, per cui continuano a essere
contrastati i parcheggiatori abusivi con un nuovo strumento oggi, quello di fare la segnalazione all'INPS per la perdita del reddito di cittadinanza. Molti di loro sono percettori del reddito di cittadinanza, ma il reddito di cittadinanza prevede che tu non possa avere nessuna attività lavorativa, neanche illecita, per cui come quella del parcheggiatore abusivo, per cui noi facciamo queste segnalazioni all'INPS e l'INPS prontamente provvede a avviare il provvedimento di revoca del reddito. E questo un po' spaventa, ecco perché dico il fenomeno è un po' diminuito, perché vanno a perdere anche il reddito di cittadinanza. Allora, comandante, siamo veramente in chiusura. Ieri abbiamo visto che voi, quando fate i posti di blocco, sanzionate moltissimi automobilisti che non hanno la revisione, che hanno la patente scaduta, che non pagano l'assicurazione. Questo a tappeto, diciamo, è un problema che riguarda tutta la città, quindi lo dico ai nostri concittadini, state attenti, perché insomma poi quando si ha un incidente con uno di questi soggetti, insomma, diventa la paga, diciamo, in qualche modo, diciamo, chi è in regola, no? Certo, la frequenza di questi comportamenti ci induce a fare servizi quasi quotidiani di posti di controllo che portano tanti risultati dal punto di vista anche della percezione di sicurezza da parte dei cittadini che ci incontrano, perché devo dire la verità, la metà dei cittadini che noi fermiamo alla guida di un autoveicolo, poi il controllo risulta regolare, per cui non dobbiamo demonizzare l'automobilista, no, ma noi dobbiamo concentrarsi su quell'altra metà che invece fermiamo e non è in regola, perché ormai l'assicurazione per responsabilità civile, diciamo, una macchina su due che fermiamo è priva di assicurazione, per non parlare della revisione, poi alla fine è sempre così, me ne sono dimenticato. Una macchina su due è un numero importantissimo, cioè, una macchina su due priva di assicurazione significa che non puoi circolare, cioè non si può uscire. E diciamo che il problema è poi quando c'è un incidente stradale, perché poi viene attivato il fondo vittime della strada, che però poi inizia poi ad andare in sofferenza quando ci sono così tanti comportamenti. L'importante è che noi cerchiamo di prevenire l'incidente fermando le macchine prima e sanzionandole dovutamente. Allora, comandante, abbiamo abbondantemente esaurito il tempo a nostra disposizione, lo sappiamo ogni volta che abbiamo il comandante, insomma, poi dobbiamo dare tante risposte ai cittadini, abbiamo cercato di farlo in parte, quindi intanto grazie per essere stato con noi, buon lavoro alla Polizia Locale di Catania, grazie comandante, grazie a voi. Buon proseguimento della sua attività. Il nostro focus finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento a lunedì prossimo.